Ancora uno sfregio alla memoria dei nostri soldati che riposano nel sacrario di Cimagrappa, perché dopo i due episodi che hanno visto in un caso sciatori usare l'ossario come pista da snowboard, nell'altro vandali in azione che hanno spento una sigaretta sul bambinello sollevando lo sdegno di tantissime persone, adesso un nuovo caso che ci è stato segnalato da Nicola Sferronato sulla pagina Facebook Meteo Bassano Pedemontana del Grappa. Guardate un po'. E non sono i giovani i protagonisti, ma genitori che usano l'area sacra di Cimagrappa sulla scalinata innevata che dal parcheggio di Rifugio Bassano sale al Sacrario verso il cimitero austro-ungarico come discesa per gli slittini dei loro bambini. Invece di insegnare il rispetto per chi ha dato la vita in guerra, invece di portare i ragazzini in questi luoghi che trasudano storia, dolore, grandezza e morte, li usano come aree di divertimento. Molto duro il commento del presidente del Consiglio regionale del Veneto, Roberto Ciambetti. Non comprendo come si possa pensare di utilizzare il sacrario militare in questa maniera, anche perché quando si arriva al parcheggio c'è una insegna chiara che dice luogo sacro, zona sacra della patria. Io mi immagino, non so cosa ci sia nella testa di quei genitori che portano i bambini ad andare con lo slittino, col bob in quella parte lì del massiccio. Un comportamento da stigmatizzare e che sinceramente non vorrei più rivedere. Mi auguro anche che magari queste persone possano essere identificate, perché una tirata d'orecchie sicuramente gli fa bene.